Sono un agricoltore di Cabras. Vi voglio raccontare ciò che mi è capitato qualche tempo fa, durante una mattina di lavoro preso un terreno di mia proprietà. Stavo passando l'aratro quando sentii che essa a contatto con la terra sprigionava uno strano rumore. Mi fermai e scesi dal trattore. Cos'era capitato? Notai che era emerso un grande sasso di arenaria, con delle incisioni ben precise, che scoperti in attesa era una testa umana, con occhi grandi e una bocca che esprimeva un sorriso. Incuriosito e desideroso di saperne di più, chiamai gente di paese per informarli e chiedere che venissero sul luogo al più presto. Vennero in molti, tutti rimasero sbalorditi e felici della scoperta. Dopo qualche giorno Montebrama è diventato famoso e anch'io sono diventato famoso, non ci credevo. Successivamente assistetti al ritrovamento di tanti altri famosi, che ora sono riuniti e assemblati al Museo di Cabra. Essi rappresentano una parte della storia sacra